Una banca dati per individuare rapidamente dove in Veneto ci sono edifici pubblici da bonificare dall'amianto, con una mappatura curata dall'ARPAV, l'Agenzia regionale per la tutela e protezione dell'ambiente. Un progetto avviato 3 anni prima dall'assessorato regionale all'ambiente che sta facendo passi importanti tra 1000 difficoltà. L'amianto ha tra l'altro un costo importante per lo smaltimento. Per questo €500.000 viene considerato un investimento importante per sovvenzionare attraverso un fondo di rotazione l'attività di smaltimento per 33 piccoli comuni che ne hanno fatto richiesta. ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e Regione si sono trovate d'accordo nella scelta. Finanziare sostanzialmente il 50%, che comunque è una buona percentuale, per cui noi auspichiamo che riescano a mettere appunto la parte restante. Questi comuni erano stati preavvisati comunque e quindi io auspico anche che non complicano ulteriormente i meccanismi del patto di stabilità, perché poi dipende anche molto da quello. Sicuramente c'è la necessità di avere nuove risorse, proprio per questo che spero che nell'ambito del bilancio che si sta appunto approvando ci sia la possibilità di inserire o un fondo di rotazione o una cifra di investimenti che possano continuare questa azione appunto di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica di quelli che sono edifici soprattutto pubblici che hanno bisogno di immediati interventi. La mappatura degli edifici contenenti materiali con amianto è durata circa 1 anno. In questo lasso di tempo province, comuni e le scuole di ogni ordine e grado hanno compilato una scheda di raccolta dei dati. Ha risposto però soltanto il 62% degli enti interpellati. Il problema principale non è sapere dove c'è l'amianto, perché una volta che si sa dove c'è l'amianto, generalmente oserei dire il 99% e 9% delle volte si riesce a gestire in maniera corretta. Il problema è quella parte che non hanno risposto e quindi non si sa se ci sia o non ci sia amianto, e quindi è possibile che ci possa essere anche una gestione non corretta poi del materiale stesso. Ora i comuni che non hanno ancora risposto alla mappatura avranno tempo di farlo, nel loro stesso interesse, in una seconda fase di censimento che verrà allargata anche a molti siti privati. È una finestra, un'opportunità enorme anche per prevenzione, al di là di monitorare questi che sono gli edifici, per far conoscere a chi lavora all'interno degli edifici l'amianto e le problematiche dell'amianto e segnalarlo per poterlo rimuovere nel rispetto della legge.